Femminicidi, quasi uno ogni 3 giorni in Italia. Quadro allarmante che viene ribadito in vista della giornata della violenza contro le donne. Nel Vicentino erano stati 4 nel 2021 e 2 nel 2022. Tra gli strumenti che permettono di intervenire in fase preventiva e fermare la spirale di violenza prima che sfoci in tragedia, c'è l'ammonimento del questore. Questo potere preventivo si è rivelato particolarmente incisivo, tant'è che si è avuto il 26% di femminicidi in meno rispetto allo scorso anno sul territorio nazionale. La Questura di Vicenza ha curato in maniera particolare questo aspetto, tanto che quest'anno si è avuto un incremento esponenziale dell'emissione degli ammonimenti pari al 112%. 27 gli ammonimenti notificati in tutto il territorio vicentino quest'anno. Di questi il 78% riguarda la violenza domestica, il più delle volte perpetrata in un contesto con figli minori. Il 22% riguarda lo stalking. L'88% degli ammonimenti emessi è stato rivolto ad ex compagni o ex coniugi. Il 33% delle vittime dei fatti che sono stati oggetto di ammonimento sono cittadine straniere. E si moltiplicano le iniziative per permettere alle vittime di violenza di conoscere gli strumenti di tutela a disposizione. Il camper della Questura di Vicenza sarà domani in piazza Biade e la sera sarà illuminata di arancione aderendo all'iniziativa delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere. Il 25 all'Istituto Rossi si svolgerà un seminario sulla violenza contro le donne presieduto dal prefetto.